queste biscuite, pinti chiacchiere, dietro un villaggio grosso. Ma dico, ma le vogliamo finire di fare questa storia? Voglio proprio vedere come va a finire. Andiamo proprio a vedere come va a finire. Susa, che attenzione! Non si può fare la sera prima che subito si fa mezzogiorno del giorno dopo. Bello, Cucce, dove sei, Cucce? questo. Ma qua nei pazzi, questo Ferragosto si è presentato come comandantino. Cucce, dove sei, Cucce? È vero, Cucce, questo Ferragosto si è presentato proprio come comandantino, Cucce? Cucce, te ne sei andata? Cucce! 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 Ciavanci! Ciavanci! Questa della Nala Ferragosto si è scebolita proprio. Meno male che è venuto il Ferragosto perché quel freddo proprio non si poteva, proprio quella cosa del presepe che oggigiorno proprio non se ne può, non se ne può. Cioè quella cosa del presepe che prima era quella cosa antica che tutti quanti vedevano quella zambogliara bella che veniva con quella zamboggia, adesso viene con un piano barra moderno, proprio non si può, è vero Cucè, questo concetto non risponde proprio. Poi ci sta per esempio quando vedete per esempio i rebaggi che venivano con i cammelli, tanto bello per esempio, quella è la tradizione, adesso che in motocicletta vedo un rebaggio proprio, non si capisce proprio niente, è vero Cucè, è vero no Cucè? Cucè! Io vedo che non è che letto, ma che sei scema proprio, sei Cucè, vedi un po' un bambino, ma ha fatto 40 anni ormai, sei staccato. Quella una volta era giovane, ma adesso Cucè, vedi un po' che bambino che dici, ma? Cucè? E non mi faccio un padella, non mi sosso! Ti pareva, quello è rimasto sempre un ragazzino con vizi, un padella di latte. Lascia freddo! È giusto che lo pesa un mica va a trovare capo, non latte, no? Tommasi, ricordati che tua madre non è una serva. Tua madre non serve. Non se lo vuole. Tommasi, tu ti devi sosere. E non mi cago un padello, non mi sosso! No, tu ti sosa, se no ti vai con quel dietro all'ospedale, su quasi. Ma non mi sosso, papà! Dovete pensare che questo sarebbe che la versa pure la vista, voglio guardate come sta cucando, proprio fa impressione, proprio a guardarlo, non ci si può. Ma quanto ne siete? Io sono sempre uno, papà, sempre uno solo. E sono rimasto uno solo e mamma tu è questo, è vero, Cucè? Cucè, è vero? Cucè! Tieni tu quasi a papà. Mamma mia, non ce la faccio più. Neanche io. Quasi somigliate a mamma da tutti. No, giusto che a mamma tu l'ha pigliata e cade l'ha pigliata in da voce, è la stessa patologia, quella è...
Babbo, sono scocciato. Veramente, che è successo a papà? Tu stai sempre scocciato. Non lo so. Forse è caldo. Ma che è stato? Qual è il problema? È che stamattina vado a lavoro, E questa è una novità. Quello è il lavoro che a te non ti ha mai proprio dato niente, proprio non hai mai voluto sapere niente di lavorare. Come Ma mai? sono diventato grande. Oh, a 40 anni mi sembra pure in casa. È bene, mamma. È bene, mamma. Aspetta, quella da quando se n'è andata tua sorella Ninuccia e tuo cognato. E purtroppo si va a scalire, se sono giù tutti quanti sulla madre ormai. Mamma, ma non mi vedo stasera. E sapete che ho trovato questo lavoro, babbo. Però mi servirebbero tempo tutto cosa. Tutto. Vado a fare un concorso per bagnino a papà. Brava papà, tu sei portato per il nuoto. Scusi un momento, no, una cosa con il pubblico. O tu brava a ruffo, la rete. Comunque babbo, devo andare al lavoro, questo bagnino, vengo tutte cose, fisica, peso, misura e qualità. Mi devi dire che cosa ti serve, caro figliolo, che cosa ti Mi serve? servono 5 euro. No, 5 lire, 5 euro. E mo sei modernata. Allora papà montano con i 5 euro, a base che ti trovi ti fa una posizione e quando vieni nella casa vieni un'altra volta. Ma vediamo che devi dire soltanto una cosa a papà. Ti piace o falò? Falò, no. Ti piace? Non mi piace, falò! E allora mi prendi l'altra volta 5, anzi facciamo una cosa, te li do soltanto perché tu ti devi fare una posizione. Papà, senti, però mi servirebbe... Che senso che fai? Altri 5 euro. Altri 5 euro. Ehi. Ma tu stai arrivando per il centro, mamma! Mi stai Non solo sa mi sa, ma non che tocco te, fa un po' belle. Papà, io vado! Allora? Vado! Questo è detto napoletano antico, fate. Fatto mo. Sì, però mi devi dire soltanto una cosa a papà. Ti piace o fuculà? Papà, falò! Ma non ti dà che la da cosa! Sì, ma se conoscendo a tua madre ci può fucularlo. Comunque vado, papà! I 10 euro me l'hai dato! Ma mio falò non mi piace! Non mi piace!